La politica, dopo le tensioni sulle spese militari, i partiti guardano avanti tra priorità del Paese ed Election Day. Dall'opposizione Meloni chiede compensazioni per i paesi più penalizzati dalle sanzioni alla Russia. Barbara Romano e l'inviato Daniele Rotondo. Adesso lavoriamo sui contenuti. Il giorno dopo il voto di fiducia sul decreto Ucraina, Letta prova a voltare pagina per sanare la spaccatura con i 5 Stelle sulle spese della difesa. Evitiamo le polemiche e non inseguiamo i sondaggi, è l'appello del segretario agli alleati. Concentriamoci sulle soluzioni da dare ai problemi degli italiani. E convoca la segreteria nazionale martedì. Al centro le proposte della task force guidata da Misiani. Queste le priorità del PD. Il caro vita, il caro bollette, essere a fianco delle famiglie, delle imprese e delle persone. Evitare che ci siano speculazioni sui prezzi dei beni di prima necessità. Saremo in prima fila nei prossimi giorni su questi temi. Letta dice basta polemiche e concentriamoci sulle soluzioni ai problemi degli italiani. Voi cosa rispondete? Guardi, una risposta molto concreta proviene proprio dai nostri parlamentari che continuano a tagliarsi le indennità per destinarle a progetti di utilità sociale. Proprio oggi abbiamo destinato più di 2,7 milioni di euro in favore di quelle associazioni che si occupano dei cittadini più bisognosi e siamo l'unica forza politica a farlo. Il 2022 per i 5 Stelle deve essere un anno dedicato al sostegno di famiglie e imprese in estrema difficoltà per il caro vita e il caro bollette. Intanto continuano a volare frecciate. Nel PD ci danno dei cialtroni, ma vengono smentiti da Prodi, attacca il vicepresidente 5 Stelle Ricciardi. Renzi chiede una commissione d'inchiesta sugli aiuti russi durante il Covid, quando Conte era premier, mentre Fornaro di Leu chiede al governo un'iniziativa forte per proteggere il potere d'acquisto. Nel centrodestra Salvini e Berlusconi continuano a fare asse. La nuova battaglia comune sull'Election Day, in cui si voterà sia per le amministrative sia per il referendum. Comporta un risparmio di tempo e di soldi di almeno 200 milioni di euro che chiederemo vengano usati per tagliare ancora i costi di bolletta e benzina. Non basta, la Lega chiede di tenere le urne aperte 2 giorni estendendo il voto al lunedì. Stessa proposta di Berlusconi. Abbiamo il dovere di combattere l'astensionismo, sottolinea il leader di Forza Italia, e favorire la massima partecipazione al voto. Lo stato di emergenza è finito oggi, ma il governo continua a imporre l'utilizzo del Green Pass. Si abolisca. Giorgia Meloni è in Puglia, prima a Barletta per le elezioni amministrative di giugno, poi a Bari per dare il via alla scuola di formazione politica del partito. Il Ministro della Salute mi pare soprattutto che sia stato totalmente fallimentare, come abbiamo detto e ribadito e come abbiamo dimostrato, per esempio col tema della ventilazione meccanica controllata che chiediamo da un anno e che avrebbe consentito di abbattere il contagio all'interno delle scuole. Invece Speranza è stato assolutamente sordo. Non evita il tema dei rapporti interni al centrodestra. Per noi far vincere la coalizione è una priorità, sono gli altri che devono dirci quali sono le loro, se vincere oppure frenare la crescita di Fratelli d'Italia. E sull'Europa osserva, un nano politico e un gigante burocratico, ma non siamo noi, scandisce gli anti-europeisti. Un esercito continentale no grazie. Sulla crisi ucraina è netta, mi aspetto da Commissione europea e Stati Uniti strumenti nuovi per compensare le nazioni più penalizzate dalle sanzioni alla Russia, perché se siamo uniti dobbiamo esserlo in tutto, anche nei sacrifici. Poi la critica diretta al governo. Perché se tu vuoi contare sui tavoli internazionali, contare per difendere il tuo interesse nazionale, devi essere credibile. È quello che manca all'Italia, è quello che complessivamente manca all'Europa, anche all'interno dell'Alleanza Atlantica. Economisti e politici a Cernobbio si interrogano sul